Ciao ragazzi, la storia e il buon cibo sono sicuramente due degli elementi trainanti del turismo in Italia, almeno di quel turismo che ama scoprire i piccoli tesori nascosti magari nelle piccole comunità, come qui a Mezzane di Sotto, dove l'antica torre in tufo è sicuramente il simbolo più rappresentativo. Fu eretta, pensate, ancora nel XII secolo, inizialmente come torre campanaria. Ma perché questo è un tesoro? E che cosa c'entra il cibo? Venite con me. Questi sono gli scantinati delle abitazioni costruite nei secoli successivi a quell'antica chiesa che oggi non c'è più perché fu distrutta nel 1776 da un'alluvione. Si presume che il pavimento sul quale io sto camminando fosse l'originario livello della piazza, che invece oggi si trova esattamente là sopra, ad almeno 3 metri di altezza. E questa caratteristica struttura in mattoni a volte, con questi reperti antichi che si possono vedere incastonati nelle pareti, sono lo specchio di questa stessa storia antica che si respira e continua a rivivere in questo luogo grazie alla fruizione pubblica, perché questi scantinati sono diventati un ristorante che recentemente è stato acquistato e ristrutturato da una persona profondamente innamorata di questa terra. Qual è il tuo legame con Mezzane di Sotto, Daniele? Mezzane di Sotto è una piccola paesetto nel quale io ci sono vissuto, nel senso che è nato l'antico frantoio di Mezzane e veramente ci ho dedicato parte della mia vita e quindi mi sento un legame particolare. Un paesino dove ci sono delle origini che non ha eguali in tutto il mondo. C'è un pezzo di cuore? Assolutamente, siamo proprio in una cupola veramente magica, dove la natura ti coinvolge e dove assapori il profumo salendo in questa valle, il profumo delle spezie, il profumo dei fiori di campo, il profumo di quello che è anche l'aria fresca che viene giù dalla montagna, perché noi, essendo olivicoltori, veniamo qua soprattutto nel periodo invernale dove c'è la lavorazione delle olive e c'è questa magica aria della montagna innevata che viene giù dal Carega. È direi una magnificenza. E il tuo legame con questo luogo? Qua siamo all'interno della torre, un luogo magico. Era un luogo che stava per essere perduto e io l'ho voluto riprendere in mano con forza per ridonarlo al nostro paese. Quindi qui dove siamo? Siamo nell'antico pavimento della chiesa? Sì, qua sopra c'era la piazza e questa era la chiesa che una volta ospitava veramente la parte del cuore pulsante di un piccolo paese come Mezzane di Sotto. E queste mura penso che abbiano una storicità unica e che stanno tramandando quello che è la vera tradizione di questi luoghi. E vorrei dire anche dei prodotti, perché qui penso che abbia girato parecchie persone, parecchie storie di contadini, di persone autorevoli, perché tenete presente che Mezzane gode di ville inimmaginabili, con un patrimonio dell'UNESCO pazzesco. E a questo proposito c'è un obiettivo che anche il comune si è prefissato, ovvero quello di restituire la torre, il simbolo del paese, all'antico splendore. Qual è l'importanza di questa torre per Mezzane? Beh, ha un'importanza primaria, diciamo è il simbolo di Mezzane. Come avete visto è una torre campanaria, una volta qui c'era la chiesa parrocchiale, poi nel corso degli anni è stata trasformata nella torre comunale, diciamo, ecco, è proprio il simbolo di Mezzane di Sotto. Che voi volete adesso riportare alla luce? Sì, presenta, esatto. Oltre ad aver fatto circa 20 anni fa una pulizia della torre, anche ha bisogno di manutenzione all'interno della torre, quindi dobbiamo sistemare, abbiamo un contributo da parte del GAL per sistemare le due solettine che portano alla campana. Quindi diventerà fruibile? Diventerà fruibile nel poco spazio che ha al pubblico. Caratterizzare un luogo simbolico, creare appeal, cercando di raccontare la storia di questa terra attraverso il cibo, attraverso i sapori di questa terra. Sembra un concetto quasi banale, ripetitivo, monotono, ma io credo che un conto sia dirle queste cose e un conto sia metterle in pratica, soprattutto in un paese come Mezzane di Sotto, che è sicuramente molto piacevole, ma ben lontano dai flussi turistici di massa. Però forse
È proprio questo il motivo di ispirazione della filosofia di Daniele, anche a livello di sapori che tu adesso qui riproponi. Noi li stiamo rivisitando, li stiamo recuperando uno a uno, li stiamo magicamente trasformando con la sapiente mani degli chef in una cucina innovativa, pur mantenendo la tradizione. E qui veramente ogni giorno è una riscoperta. È una riscoperta di menù sempre all'innovazione e alla ricerca dei profumi e sapori antichi. Sono profumi della valle, della Lessigna, della terra veronese, con apertura però anche fuori. Sì, perché riusciamo anche a assaporare dei piatti anche di pesce e quindi questo ci porta a veramente a utilizzare le spezie del territorio lavorate anche con materie prime dei luoghi fuori da questo ambiente. Però io vorrei dire che i formaggi delle nostre malghe, la carne della nostra Lessigna, le erbe aromatiche che vengono sapientemente utilizzate dagli chef per insaporire questi piatti magici, penso che non hanno eguali. Abbiamo dei formaggi unici al mondo, non c'è Francia che tiene. Abbiamo dei pascoli magnifici dove il latte viene trasformato in luoghi unici e con delle erbe che è un misto di foraggio che porta al formaggio stesso dei sapori che veramente non hanno eguali e quindi possono veramente essere assaporati con dei magnifici vini che abbiamo qua in questo territorio, che è veramente uno più buono dell'altro e che veramente l'abbinamento ne porta veramente un'eccellenza. Daniele, essendo un imprenditore, è uno che investe, dà lavoro a decine di persone e da qualche anno a questa parte sta puntando in maniera decisa alla crescita nel mondo della ristorazione, pur partendo comunque sempre dal prodotto di base di famiglia che è l'olio. Ma il suo orientamento è comunque quello di valorizzare sempre i sapori dei territori in cui va a aprire, i sapori delle comunità in cui va a aprire, quindi il lago di Garda, le colline veronesi, anche il Trentino Alto Adige, ma sempre rispettando una filosofia di fondo anche qui ben precisa. Ma tu ti senti più allora un ristoratore o uno che sente che ha una missione da svolgere? Noi siamo solo dei custodi di un territorio e che non ci teniamo niente per noi, ma dobbiamo custodirlo alle nostre nuove generazioni. Una custodia che ne vale della territorialità perché dobbiamo preservare quelli che sono questi luoghi magici e quindi ogni economia che lasciate qua su questo territorio è un'economia che ne va veramente per il mantenimento del futuro di queste eccellenze. Che spettacolo! E questo cos'è? E questo non è il risotto alla marrone, è il risotto della cantina. Qui la nostra clientela si sceglie l'amarone che vuole, se lo porta in cucina dallo chef e gli fa il suo risotto con il suo amarone che ha scelto e poi viene servito al tavolo e poi naturalmente l'amarone se lo bevono in abbinamento. Ma solo amarone? Qualsiasi vino che uno vuole scegliere. Quindi uno viene col soave o con il durello e può farsi... Ho assaporato dei risotti con fragole e durello della Lessigna meravigliosi. Lo chef è veramente magico su questo. Daniele, e diventa freddo. Buon appetito allora. Ciao ragazzi, viva Mezzane e viva i sapori che arrivano dalla storia. Buon ciao.